qui invece siamo in piazza Luzzati, praticamente davanti al municipio. Perché? Perché qui si viene a rinnovare una tradizione che, pensate, si porta avanti dal 1630. Il pellegrinaggio laico, sindaco e comunità in cammino per lo scampato pericolo della peste. Il lungo sfilamento precede la celebrazione della Santa Messa officiata dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. È stata una giornata dedicata alla devozione, quella di ieri, che Antena 3 ha raccontato come sempre in diretta. La comunità si è rivolta alla Madonna dei Miracoli, apparsa nel 1510, proprio a Motta di Livenza. Per noi è un'occasione anche per far scoprire la città e soprattutto per rinnovare i voti storici e continuare con la nostra storia. Diversi i primi cittadini del Veneto orientale che hanno partecipato al pellegrinaggio votivo, con loro anche il presidente di Unioncamere, Mario Pozza. Credo che la fede abbia contribuito al successo economico di questo nostro territorio, ricordando i nostri valori, il nostro attaccamento alla famiglia. Un'occasione per riflettere su che cosa è peste oggi, il morbo più attuale, la violenza che divide i popoli e diventa guerra che devasta i territori. È il ricordo dell'apparizione della Madonna nostra e quindi è quasi un obbligo. Farci riflettere su quello che sta succedendo. Anche per lei, insomma, il tema è quello della pace adesso. Beh sì, credo, e spero sia anche un po' per tutti. La Madonna di Motta, ho 86 anni di età, mi conserva e mi fa voglia di venire a trovarla, in particolare in questo giorno. Che qua si mette in discussione tutto. Noi abbiamo la fortuna a Motta di avere una Madonna straordinaria, gente che viene da fuori, che viene a pregare. Alle 18:30 la celebrazione della Santa Messa. Nelle parole del vescovo Corrado Pizziolo l'invito ad invocare la pace attraverso la preghiera. Penso che la prima direzione è quella della pace, una direzione molto importante in cui abbiamo bisogno assolutamente dell'intercessione di Maria. E poi l'invocazione perché il nostro popolo sia confermato nella fede, nella speranza che manca grandemente purtroppo, e nella carità.